Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo veramente fortunati, guardate che bel paesaggio, siamo a Clusone in provincia di Bergamo, il comune si trova a 648 metri sul livello del mare e conta circa 8.700 abitanti, città d'arte, bandiera arancione del Touring Club. Nel corso della puntata vedremo tante cose belle. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. A voi Clusone. Faccio la manutenzione all'orologio Fanzago, un orologio che va dal 1583 e la mia famiglia parte nel 1896 con la manutenzione dell'orologio. Il nonno, il papà e adesso finisco io, poi passo ai figli, se ne hanno voglia. È un lavoro da fare tutti i giorni, compreso la domenica. È un'assistenza d'obbligo, perché fermandosi mi perdi il ciclo astronomico e tutto, e quindi non va lasciato fermare. Ogni 24 ore va caricato la parte del tempo e la parte della suoneria. Lo dico con un pizzico di presunzione, ma con tanto entusiasmo, essendo un cittadino di Clusone, nato a Clusone, e quindi vivo qui da 45 anni in questo fantastico posto. È un posto eccezionale, un posto fatto di arte, di cultura e di ambiente, contornato dalle montagne. Effettivamente il nome Clusone deriva proprio anche da questo essere chiuso tra le montagne. Mi trovo in questo momento all'interno della torre dell'orologio, un orologio fantastico, un orologio visitato da tantissime persone, proprio perché dal 1500 ci fa compagnia, dal 1500 rintocca col suono delle campane le nostre ore, ma oltre a questo abbiamo veramente tanto sul nostro territorio. Un centro storico veramente fatto, e posso dirlo anche grazie all'aiuto dei clusonesi, mantenuto veramente in modo esemplare, in modo eccezionale. Tutte le persone che vengono a trovarmi, io oramai è 3 anni che faccio il sindaco, trovo tantissime comitive che scoprono Clusone e che rimangono a bocca aperta. Noi siamo, a differenza un po' anche dei paesi limitrofi, città, quindi la città di Clusone viene così definita oramai dal 1800 e ne andiamo veramente fieri. La tradizione religiosa di Clusone è fortissima, sono tante le chiese presenti sul territorio. Andiamo ad incontrare l'arciprete nella basilica dedicata a Santa Maria Assunta. Possiamo notare dal punto di vista degli edifici la parrocchia, come in essa siano comprese varie chiese. La prima è la basilica
nella quale ci troviamo, dedicata a Maria Assunta e a San Giovanni Battista, molto ricca soprattutto di opere di artisti residenti a Clusone. E poi c'è il complesso della chiesa di San Luigi, la chiesa dei Disciplini e anche il museo che ha in sé molte opere storiche preziose che dicono veramente anche il passato di questa città. Oltre alla basilica, sicuramente imponente, abbiamo anche il santuario della Madonna del Paradiso, nel quale si venera la Madonna Addolorata. Poi abbiamo la chiesa di Sant'Anna. Chiesa di San Defendente e numerose altre cappelle che dicono veramente il passato di fede di questa comunità. Abbiamo delle confraternite, abbiamo delle associazioni che veramente non solo da un punto di vista, come dire, folcloristico, ma anche da un punto di vista veramente di fede, arricchiscono questa parrocchia. Naturalmente l'intento è anche quello di rinnovare la vita della comunità portando in essa quella innovazione, quella missionarietà che diciamo è un po' tipica di tutta la Chiesa. Questa chiesa è stata eretta a Basilica da Papa Giovanni, che era particolarmente legato a questa comunità per varie ragioni, forse perché buona parte del suo cammino si era sviluppato nel seminario che fino a 20 anni fa era presente nella nostra parrocchia, ma anche per altre ragioni. Spesse volte da cardinale il Papa Giovanni XXIII era qui presente e ha lasciato anche qui come ricordo della sua presenza il camice che noi possiamo ammirare e numerose altre testimonianze della sua presenza, delle lettere che lui ha scritto proprio agli arcipreti della comunità. Sicuramente una delle attrattive della città di Clusone è anche l'affresco della danza macabra, dipinto di fronte alla facciata della basilica, che rappresenta il trionfo della morte, la morte che potremmo dire non guarda in faccia a nessuno e che i poveri, i ricchi, i potenti di fronte alla morte sono tutti uguali. È un affresco che vede la presenza di tantissime persone che rimangono così davanti all'affresco, spero, non solo per ammirare la bellezza artistica ma anche per una riflessione sul mistero della vita eterna che ci attende. All'interno poi della chiesa dei Disciplini troviamo anche il gruppo statuario del Fantoni, un artista che ha svolto la sua attività in un paese qui vicino a Rovetta, che rappresenta il compianto, cioè le persone che circondano Cristo, no? Prima di essere deposto nel sepolcro. All'interno della chiesa dei Disciplini poi c'è un ciclo molto interessante di un pittore ancora clusonese, Borlone, il quale così ha raffigurato tutta la vita di Cristo. Sono testimonianze veramente molto importanti che anche per noi oggi sono motivo per vivere profondamente la fede, per capire sempre di più la vita di Gesù. Clusone è città d'arte e della natura, ma anche la cucina è veramente un'eccellenza del luogo. A voi la gastronomia. Per
quanto riguarda la gastronomia di Clusone, io e mio fratello, che siamo i cuochi dell'Hotel Europa, prepariamo per questa stagione alcuni piatti legati al territorio e alla tipicità dei prodotti che troviamo. Partendo dai funghi che voi vedete qui, abbiamo preparato un'insalata di funghi porcini con del formaggio locale, un formaggio di monte stagionato 27 mesi, con dell'olio di oliva del lago di Iseo. Passando poi a un club sandwich fatto con della carne salata aggiustata con dei nuovi prodotti. Vedi, ad esempio, abbiamo aggiunto dello zenzero, abbiamo aggiunto dell'insalatina e formaggella nostrana all'interno. Per quanto riguarda poi, sempre negli antipasti, ho la classica polenta e salame nostrano, che è nella bergamasca, diciamo, il fiore all'occhiello. Passando ai primi piatti, parto dalle sfogliate, che è un piatto tipico non solo nostro ma di tutta la regione. Sfogliate, pasta fresca con funghi porcini sempre del luogo. Passando poi a dei ravioli invece con ripieno di baccalà e porri, con un fondo bianco di pesce e erba cipollina. Dei gnocchetti fatti con la farina della polenta taragna e patate, su un fondo di formaggio stracchino e taleggio con verza e della pancetta croccante. Facciamo del cervo in salmì con la polenta. Facciamo del filetto di manzo in questo caso, ma può essere di maiale, con erbe aromatiche sempre raccolte qui da noi e un tortino di patate di rovetta. E abbiamo poi, per chi non ama, diciamo, la carne, abbiamo fatto solo la polenta con i funghi porcini e formaggella nostrana, fatta alla griglia. Formaggi e salumi che noi abbiniamo con queste due marmellate, quella di fichi perché l'ho fatta giustamente l'altro giorno e una invece di cipolle rosse di Tropea. Abbiamo fatto anche dei dolci, una torta con delle pere che noi serviamo con del cioccolato fuso. Poi abbiamo le classiche crostate, una di frutta secca e una di fichi. Tenendo il discorso della promozione turistica, che è importantissima, legato al Touring Club e la bandiera arancione che Clusone ha, vi invitiamo sul territorio alla degustazione dei nostri prodotti tipici. Grazie. Un'altra tradizione importante di Clusone, in provincia di Bergamo, è la fiera mercato che si svolge il lunedì. Il mercato di Clusone è sicuramente uno dei più antichi della Lombardia e da sempre, quindi probabilmente dalla fine del XIII secolo, è sempre stato in quella piazza sotto il Palazzo Comunale e sappiamo che il Comune affittò dal Vescovo lo spiazzo antistante la Torre Vescovile, che oggi è la Torre dell'Orologio, probabilmente per adibirlo a mercato. Poi con la costruzione del Palazzo Comunale, con i porticati intorno che facevano tutto il giro delle due piazze, il mercato si è ampliato e è diventato molto importante. Clusone è uno dei mercati più importanti della lana succida, cioè la lana non ancora lavorata. La piazza si è articolata intorno a questo mercato. Se voi avete visto, c'è una catena appesa sotto, che è una catena che non ha nessun valore penale o per legare i condannati, ma è la catena per alzare il banderone del mercato. Perché a un certo punto il mercato, che era aperto solo ai residenti, non era aperto quindi ai commercianti della zona, veniva aperto anche a loro, ed è il segnale che il mercato cambiava. Quindi il mercato si articola a un certo punto su due livelli diversi. La piazza dell'orologio, che è la piazza del mercato, che è ancora quella tradizionale. Ma più in basso, la piazza più antica di Clusone, la piazza dell'Oca, viene la piazza del mercato del bestiame, solo a lunedì. E per un'intera giornata, con una serie di regolamenti che vengono codificati negli statuti del Comune. Ancora quando Clusone viene collegato finalmente con la rete ferroviaria, intorno al 1911-1912, il mercato riassume importanza, anche se ormai è cambiato, non è più il mercato della lana, ma è ancora un importante mercato di tessuti, mercato del bestiame, dei prodotti della montagna
e ormai le importazioni dalla pianura eccetera sono fatte in maniera diversa, qui cala questo tipo di mercato delle granaglie eccetera, ma rimane fiorente, il resto rimane fiorente. Clusone è una piccola cittadina, un piccolo centro storico con una straordinaria concentrazione di affreschi, di opere d'arte, di chiese, eccetera. Quindi io dico, magari lo posso dire anche in bergamasco, ai forestieri e ai villeggianti che tanti e simpagnici a Clusù, ni a Clusù, spendi il PT, il Fali, il G del Vostep, perché Clusù è la più bella città della Val Seriana. Quest'anno la Prologo di Clusone compie 100 anni, andiamo a conoscere il presidente dell'associazione. La Turismo Pro Clusone quest'anno festeggia i suoi 100 anni. Siamo orgogliosi di far parte delle prime 13 Proloco d'Italia. Una vera emozione far capo di questa associazione, un'associazione che lavora 365 giorni all'anno, ha molteplici manifestazioni e ha uno statuto interno e una convenzione con l'amministrazione comunale con la quale collabora e collabora pure con le 50 associazioni del territorio. Turismo Pro Clusone è riconosciuta in valle soprattutto per alcune manifestazioni, le più importanti e alcune di carattere storico. Iniziamo dalla più storica, il Carnevale clusonese che quest'anno ha raggiunto i 60 anni. È un carnevale tradizionale e il nostro sforzo è riuscire a mantenerlo sempre nella giornata del martedì grasso. Organizziamo la sfilata e il corteo lungo il centro cittadino, quindi nel centro storico, con l'arrivo in piazza dell'Orologio dove si ammira la torre dell'Orologio e dove c'è la sede storica della Turismo Pro Clusone. Un'altra manifestazione di importanza per la Turismo Pro Clusone è Artisti in Città. Questa si identifica perché è un concorso, infatti qua gli artisti di strada vengono, partecipano e una giuria di esperti seleziona i 3 da mandare in finale e poi nella serata della finale il pubblico decreta il vincitore. La chiusura dell'estate Clusone si riscopre nella Camminar con Gusto, una passeggiata enogastronomica sul nostro altopiano dove oltre ad ammirare il paesaggio si possono degustare i piatti tipici della zona e i vini e quindi i sapori e i gusti della nostra valle. Sono tantissime le altre manifestazioni, poi arriva il teatro dialettale, i mercatini di Natale, la chiusura delle feste natalizie, le feste della Befana, quindi per avere ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il nostro sito www.turismoproclusone.it. L'invito che voglio fare a tutti voi è di venire a visitare la nostra cittadina perché io la amo tantissimo e tutto ciò che faccio credo molto in questa cittadina e qua è racchiuso tutto, è racchiuso la cultura, è racchiuso il commercio, la natura, il folklore e quindi perché non venire un giorno a Clusone? Una volta arrivati a Clusone, in provincia di Bergamo, inserite nel vostro itinerario una visita nello speciale museo Arte Tempo. Questo palazzo è stato destinato a sede del museo proprio per la sua continuità storica. Fu sede di 2 famiglie molto importanti. Dapprima la famiglia Marinoni e successivamente la famiglia Barca, quando la famiglia Marinoni cade in disgrazia economica.
Questo museo sviluppa due tematiche importanti per la cittadina clusonese: la tematica del tempo, già accennata nell'orologio planetario Fanzago, e la tematica artistica. La tematica del tempo è particolarmente interessante, in quanto qui vengono raccolte tutta una serie di meccanismi di orologi da torre che sono stati pazientemente raccolti da collezionisti privati e qui hanno avuto la loro sede definitiva. Questa sala vuole dar modo allo spettatore, al visitatore, di capire meglio i segreti di quell'orologeria italiana che a partire dal 400 fino all'800 ebbe un primato quasi europeo. La tematica artistica è parimenti interessante. Al secondo piano del palazzo, che è il piano nobile in quanto era sede della famiglia più importante, è riccamente decorato e gli affreschi murali non sono altro che la cornice ideale per le opere d'arte qui raccolte. Nel filone pittorico si distinguono i pittori che hanno fatto un po' la storia di Clusone, alcuni nativi, altri invece di passaggio. In particolare vogliamo citare Antonio Carpinoni. Altri autori molto importanti sono il Querena e soprattutto Giovanni Trussardi Volpi, uno dei pittori più famosi della Clusone contemporanea. Questo autore ha lasciato numerosi quadri che sono visibili in una zona vicina alla Galleria dei Vizi e delle Virtù, in cui sono affrescate queste allegorie di ciò che è bene e ciò che era male. La parte scultorea invece racchiude due nomi particolarmente importanti, quelli di Attilio Nani e di Manzù, un bergamasco illustre. A Clusone aveva la sua casa e aveva anche il suo studio. Ma Clusone sicuramente non è solo il Museo Arte e Tempo, sono numerosi altri palazzi che erano sede di famiglie molto importanti. Per esempio, qui di fronte, diviso solamente da una strada, troviamo il Palazzo Carrara Spinelli, dove la contessa Clara Maffei aveva il suo salotto con frequentatori particolari ed illustri, tra cui si dice anche quel Giuseppe Verdi che con le sue arie fu così vicino alla causa degli italiani. Altri luoghi meravigliosi che mi permetto di consigliarvi sono sicuramente il Palazzo Comunale con il già citato orologio Fanzago, ma soprattutto con la sua facciata che riporta ancora oggi gli stemmi delle famiglie nobili veneziane che dettero un podestà a Clusone. Molto interessante è anche il complesso della Basilica, qui possiamo scorgere la danza macabra e la Basilica di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista. E un altro palazzo illustre lì vicino, ovvero il Palazzo Fogaccia. Mi permetto di dare un ultimo consiglio al visitatore che arriverà a Clusone. Il consiglio è quello di non fermarsi solamente alle vie e alle facciate dei palazzi, ma di tentare a volte di insinuarsi nei cortili e nei giardini, perché forse sono quelli i migliori punti di vista per delle inquadrature spettacolari di una città che merita senz'altro non solo una visita, ma addirittura un soggiorno. Sono innanzi un tocco, la Madonna la calzò.
Chi viene a Clusù, i gadi a Clusù, perché Clusù è veramente una bellissima città e trova tanta gente disponibile, tanta allegria e tanta simpatia. Anva specie a te a Clusù. Presto andiamo alla capanna ad adorare Gesù bambino. Presto andiamo alla capanna ad adorare Gesù bambino. In città vi aspettano in tanti, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Clusone, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!